Isaia Puddu, direttore della cooperativa Gran Latte. Allora, la zootecnia troppo spesso viene demonizzata. Quello di oggi, l'azienda che abbiamo visitato, quello che qui si sta facendo, direi che è la dimostrazione che invece può essere assolutamente sostenibile. Sì, ha ragione, è vero, la zootecnia su più fronti viene attaccata anche ingiustamente perché gli viene imputato un ruolo negativo di essere l'inquinatore del pianeta. Di fatto non è assolutamente vero, come dice bene lei, oggi siamo in un'azienda molto importante della Gran Latte, l'azienda PF Eco Energia ha fatto un investimento molto importante sulle energie rinnovabili per valorizzare, diciamo così, un rifiuto ma nobile perché sono le deiezioni degli animali che hanno una duplice attività positiva. Da un lato la produzione appunto di energia rinnovabile, in questo caso l'impianto di biometano, la produzione di energia metano che va in questo caso entra in un circuito per il riscaldamento del centro degli anziani che è qua vicino. Dall'altra parte però il risultato è il digestato che, diciamo così, la parte solida che poi viene fuori dall'impianto di biometano e viene utilizzata come ammendante nei terreni agricoli. Questo consente all'azienda di acquisire meno concimi chimici dall'esterno, quindi c'è un risparmio economico per l'azienda, ma c'è anche, diciamo così, un beneficio per il terreno e per l'ambiente perché non vengono utilizzati concimi di sintesi, ma bensì appunto il digestato dell'azienda stessa e degli animali che vengono allevati nell'azienda. Le aziende socie di Gran Latte sono tante, sono numerosissime, sono centinaia. Sicuramente non hanno tutte queste dimensioni, queste capacità, però Gran Latte proprio le affianca in questo percorso. Voi avete dei progetti concreti sul fronte della sostenibilità? Assolutamente sì. Gran Latte dall'anno scorso da tempo si occupa di sostenibilità insieme al gruppo Granarolo, però nello specifico siamo entrati molto nel dettaglio dall'anno scorso con un progetto di alta sostenibilità. Abbiamo aderito a un organismo internazionale che si chiama Dairy Sustainability Framework. Perché questo organismo internazionale? Perché di fatto è l'interlocutore delle Nazioni Unite, che sono i soggetti che hanno individuato gli obiettivi dell'Agenda 2030 e 2050 e sono quelli che poi hanno il Dairy Sustainability Framework che ha individuato gli indicatori su cui bisogna intervenire per raggiungere appunto questi obiettivi delle Nazioni Unite. Quindi abbiamo intrapreso questo percorso, abbiamo individuato gli indicatori, su alcuni lavoriamo già da tempo come la qualità e la sicurezza del latte che produciamo, insomma quelli ormai lo diamo per scontato. Sul benessere animale da tempo che lavoriamo, tutte le stalle Gran Latte sono certificate benessere animale, livelli molto elevati. Oggi continuiamo a lavorare su questi due canali, però ci stiamo anche concentrando sull'impatto ambientale. E su questo infatti abbiamo, per essere precisi ed essere così anche per lavorare bene, stiamo lavorando con un comitato tecnico-scientifico formato da 3 università, Brescia, Milano e Bologna, che ci aiutano a coordinare l'attività e poi andare a certificare anche il percorso che noi facciamo, perché non dobbiamo solo raccontarlo, ma dobbiamo anche farci certificare da soggetti terzi che avvalorino il percorso che stiamo facendo. E devo dire che i primi risultati che abbiamo, l'indagine che abbiamo fatto sulle stalle di Gran Latte, sono emersi dei dati molto confortanti, perché di fatto i risultati in capo alle stalle Gran Latte sono molto al di sotto della media mondiale sull'impatto ambientale, quindi secondo me siamo sulla buona strada. Ecco. Giampiero Calzolari, presidente Granarolo, una filiera del latte è nota, famosa, ben conosciuta, una filiera che però si sta molto interessando al tema delle agroenergie con dei progetti concreti. Questo di oggi è un esempio, però molto c'è da fare nei prossimi anni. Sì, c'è da fare molto nei prossimi anni. Come dicevi, siamo una filiera importante, quindi abbiamo un numero importante di allevamenti che conferiscono il latte alla cooperativa, quasi 700 soci, e abbiamo gli stabilimenti, quindi siamo all'interno di quella filiera che da più parti viene anche attenzionata come una di quelle che ha grosse responsabilità, diciamo così, nell'impatto ambientale. Quindi ci siamo posti il tema della riduzione dell'impatto e della sostenibilità, quindi stiamo lavorando sulle stalle per ridurre il consumo di acqua piuttosto che le emissioni in atmosfera con delle tecniche agronomiche, culturali e zootecniche, e poi abbiamo in realtà un giacimento che sono le deiezioni dei nostri animali,
Oggi la tecnologia ci consente di realizzare impianti come quello che abbiamo inaugurato oggi, che producono dalle deiezioni animali e dagli scarti della parte industriale e della parte agronomica energia non fossile, quindi è un'energia diciamo pulita, che può contribuire anche al saldo energetico, e quindi noi stiamo lavorando su un progetto che, a partire appunto dalla distribuzione territoriale dei nostri allevamenti, ci consenta di allestire, realizzare nel giro di qualche anno, utilizzando anche le risorse del PNRR, una decina di impianti come questi, per una produzione di 30 milioni di metri cubi di biometano, che è sostanzialmente l'equivalente del fabbisogno della nostra dimensione industriale. L'obiettivo qual è quindi? Di poter avere un gruppo che è autonomo per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico. Per contro, al termine di questo processo, come sappiamo, il digestato viene riutilizzato nei campi e quindi la riduzione dell'apporto di chimica nei campi. Quindi è un processo di economia circolare evidente, di sostenibilità altrettanto evidente e poi anche una dimensione economica rilevante, un'integrazione importante anche al reddito dei nostri soci. L'obiettivo è dire noi non abbiamo bisogno di energia fossile. Ecco, questo è un aspetto fondamentale perché giustamente economia circolare, sostenibilità ambientale ma anche sostenibilità economica, perché al momento attuale i costi energetici pesano tantissimo su voi come gruppo per la trasformazione del latte negli stabilimenti ma anche sugli allevatori. Assolutamente, do un dato per capire, noi nel 21 abbiamo speso 22-23 milioni di costo energetico a perimetro costante, nel 22 ne spenderemo 65, nel 23 non ne abbiamo idea perché peraltro non abbiamo idea. Siamo terrorizzati di quanto spenderemo perché l'andamento dei prezzi, come sappiamo. Allora sicuramente l'effetto, la vicenda bellica ha esasperato questa cosa, però ragionevolmente non torneremo a una situazione in cui l'energia è disponibile a basso costo e quindi partiamo dal fare la nostra parte. Mi piace dire che per il singolo allevatore affrontare la sostenibilità è difficilissimo, perché gli obiettivi sono enormi e diciamo, il contributo rischia di essere individuale poca cosa. All'interno di una filiera, appunto, il dimensionamento di cui parlavo è un obiettivo anche prestigioso, ambizioso, che però è alla portata. La tecnologia ci aiuta, perché se oggi qui avete visto c'è una tecnologia evolutissima, robot da tutte le parti. Questo consentirà anche di avere un futuro di giovani in agricoltura, perché è fondamentale. A voi che tempi vi date per arrivare all'autosufficienza? Ma noi conteremmo nel giro, dipende molto purtroppo è brutto dirlo, però dalla burocrazia, ma di per sé i cantieri sono anche cantieri che si possono realizzare nel giro di un paio d'anni. Coniglio alla cacciatora. Oggi parliamo del coniglio alla cacciatora fatto alla maniera della Teresa. Ovviamente di coniglio alla cacciatora ce ne saranno tantissime ricette. Questa è una ricetta di tanto anni fa, perché sì, la faceva tua mamma. Esatto, la faceva mia mamma, ma ci vuole un buon coniglio, un bel coniglio. Beh, questo quello... è un bel coniglio, va tagliato del coniglio, lavato. Qua l'abbiamo già tagliato a messa, pezzi. Questo prima di averlo tagliato a pezzi o dopo averlo tagliato a pezzi va messo a bagno? Si lava e poi si mette a bagno 5-10 minuti o un quarto d'ora massimo, a un po' d'acqua che copre, acqua e un mezzo bicchiere d'aceto. Ok, che è un po' la marinatura. Questo è la marinatura, serve per dare anche odore, ma toglie l'odore del coniglio. L'odore, dici l'odore selvatico del coniglio? Selvatico, si usa anche in altre carni. Comunque l'aceto può essere, però è opzionale, però non è... esatto, non è obbligatorio. Non è obbligatorio, uno invece che piace così si può lavare e asciugato. Poi che altri ingredienti allora abbiamo? Allora facciamo l'elenco degli ingredienti che abbiamo qua sulla tavola, partendo dal rosmarino, aglio, sale, pepe, olio, vino,
Un buon vino bianco. Un buon vino meglio. bianco. Poi pelati. Poi i pelati va messi Si può mettere quasi in anche ultimo. ma si può usare anche passata per pomodori freschi, così. No, I perché pelati. dopo diventa in umido. Alla cacciatora dunque pomodoro pelato. Alla cacciatora ci va il pomodoro. Ok. Come quantità, pesi, io non le sto a dire, per questo è un coniglio intero fatto a pezzi. Questo è un coniglio, dipende del coniglio come grosso. Questo è un coniglio da 1 chilo. Aglio e rosmarino a piacimento. A piacimento, Il pomodoro sì. anche? Il pomodoro non abbondare. Non abbondare. Dei bei pomodori. Vino? 1 bicchiere, 2 bicchieri di vino? Il vino, un bicchiere pieno basta perché verrebbe troppo bagnato. Se no. Va bene. Allora adesso facciamo così, raccontiamo la preparazione. Ovviamente la preparazione facciamo così, noi adesso ve la raccontiamo, ma intanto comincerete a vedere le immagini della Teresa mentre fa la vera e propria ricetta. Però intanto noi lo raccontiamo a parole, le immagini racconteranno. Quindi come si comincia? Subito si mette appena, non molto olio extravergine di oliva, si mette un po' per ungere il fondo, soprattutto in una padella antiaderente. Si rosola bene, si tira bene l'acqua che fa il coniglio, anche se è asciugato, ma fa sempre acqua. Sì. Una volta che ha tirato l'acqua si mette rosmarino e aglio, Subito, sale, pepe. dunque subito gli odori, Sì. si sale e si pepa, subito Sì, però prima all'inizio. deve raccogliersi l'acqua, prima ok. deve rosolare, Sì. perché sennò dopo viene tutto un... Va bene. E alla fine, quando che è messi gli odori, si mette il vino Ok. e poi quasi a fine cottura si mette il pomodoro, o il pomodoro fresco a pezzi o il pomodoro in scatola. Quasi a fine cottura. Quasi a fine cottura. Ok. Quando che all'inizio si fa a fiamma alta per fare tirare subito l'acqua così, arrosolato. E poi dopo va a temperatura, il Bassa, gas è dolce. basso, dolce. Se il coniglio è abbastanza consistente, è buono, si insaporisce, si lascia lì. Ma la cottura va veramente a coperchio chiuso? L'inizio no. Ovviamente, no, dico dopo che abbiamo messo... Dopo che è messo tutto, ma è questione di 10 minuti, un quarto d'ora, perché sennò dopo rifà umido, fa acqua. Ok. Ma la cottura totale di un coniglio da cacciatore cosa penso può? che ci Un'oretta? vorrà... No, Meno. questi conigli qui ci vuole 30 minuti. Circa. 30, Comunque 40 poi minuti, uno riesce a un'ora è capirlo troppo. Esatto, sentendo... questo in mezz'ora è stracotto. Sono sicuro che questa ricetta di coniglio alla cacciatora vi soddisferà. Provatelo e fatecelo sapere, magari inviandoci una mail per chiederci se avete dei dubbi o per dirci se vi è riuscito bene. Ringraziamo Teresa che ci ha supportato e ci supporterà per altre ricette. Alla prossima occasione. Ciao a tutti! Benissimo, allora adesso abbiamo appena visto il nostro operatore Davide con la mamma alle prese con una ricetta, ma noi continuiamo il nostro giro a casa di, vedete io sono in un'altra cucina, vi racconteremo tutto però nelle prossime puntate perché a questo punto non ci resta che salutarci. L'appuntamento con i frutti della terra tra 7 giorni, ma vedete in sovrimpressione come potete contattarci e dove potete trovarci. Grazie per averci seguito. In collaborazione con